Ci hanno telefonato i nostri ultimi 6 studenti che erano rimasti in Afghanistan e che noi stavamo aiutando appunto ad uscire dal paese, e ieri all'una ci hanno chiamati che erano arrivati sani e salvi a Islamabad in Pakistan. Per cui in questo momento sono in Pakistan e nei prossimi giorni arriveranno in Italia. La buona notizia è che quindi tutti e 17 gli studenti afghani che si sono iscritti all'Università di Padova, già immatricolati nei vari corsi, stanno man mano arrivando. Non solo, l'università ha messo a disposizione 50 borse di studio per ulteriori studenti afghani per permettere loro di proseguire il percorso di studio. A studenti che o già sono arrivati in Italia, oppure studenti che in questo momento comunque sono sono riusciti ad uscire dall'Afghanistan, quindi arriveranno in Italia, sono già state tutte destinate. All'incontro era presente anche il reporter Claudio Locatelli, padovano d'adozione, che ha documentato l'inferno di Kabul, fermato per qualche ora dai talebani perché documentava le proteste in strada e il regime di paura in cui vivono le donne. Il problema vero ora è che non sono in realtà, come è passata la notizia, i talebani a imporre delle leggi che bloccano l'accesso alle donne, ma in realtà è peggio di così. Loro non devono neanche emettere delle leggi, loro creano una pressione tale che sono le stesse persone che lavorano come i sindaci, come i direttori delle scuole, che hanno talmente paura di rischiare quello che succedeva negli anni 90 col primo governo talebano, che non permettono l'accesso delle donne. Camminavo a Mazar-e Sharif, la prima città in cui sono entrato, addirittura il giorno prima che evacuassero l'ultimo soldato americano, e la gente si attaccava a me e quando vedeva che non c'erano talebani intorno si avvicinava e mi diceva: ti prego portami in Italia, ti prego portami via. In un inglese stentato chiedevano costantemente questo.